Ed ora il calcio minore. In prima categoria, nella giornata che avrebbe dovuto festeggiare l'alta classifica, sia Atletico Favara che Gemini perdono entrambe al cospetto del proprio pubblico. Più pesante quella subita dalla compagine della montagna, piegata dal Caltanissetta per 1-4. Ne approfitta l'Atletico Gorgonia, che allunga in vetta portando a 5 punti di distacco. Si riaffacciano in alta quota sia il Caltanissetta che il Raffadale. Bella affermazione del Ravanusa, mentre Sant'Anna Libertas non si è giocata. Rinviate due partite per maltempo in seconda categoria e tra queste c'è anche l'Araclea, che malgrado lo stop conserva la prima posizione con una gara da recuperare con l'Atletico Caterinese. Vince il derby della montagna all'Alessandria della Rocca con il Muxar grazie alla doppietta di Mortellaro e al gol di Sapienza, mentre l'Atletico Montallegro si inceppa tra le mura amiche con il Riesi. I padroni di casa hanno sbagliato anche un calcio di rigore. Buon pare esterno dell'Atletico Licata d'Acquaviva, mentre risale la china il Gela che espugna il campo di Sommatino. Infine una sola squadra al comando nel campionato di terza categoria di Agrigento. Si tratta della Quisquinese che si ritrova a punteggio pieno dopo 3 giornate. A ruota la matricola Santa Elisabetta con 7 punti, frutto di 2 vittorie ed un pari. Quest'ultima ha vinto fuori casa con l'Atena con il risultato di 0-4. Seguono a ruota Campobello e Reale Unione, mentre rimangono attardate tutte le altre. In questa terza di campionato non si è giocato per impraticabilità del rettangolo di gioco fra Vis Ribera e Burgio.